Come rilanciare la città di Agrigento? È la domanda che come cattolici in politica noi ci proponiamo. Agrigento, piaccia o meno, da come si è costituita negli ultimi decenni, ha smarrito la sua identità, considerati i numerosi quartieri satelliti che si sono trasformati in città dentro la città senza avere alcuna identità, tranne qualcuno come Villa Seta. Ma gli altri si presentano più come case sparse, condomini chiusi e all'interno di ogni condominio appartamenti chiusi. In questo complesso scenario, com'è possibile parlare di identità di una popolazione? La conseguenza è la depressione culturale che noi vediamo ed è sotto i nostri occhi. I cattolici in politica, forti della loro tradizione culturale, desiderano operare per dare un nuovo volto ad Agrigento, attraverso la elaborazione di un progetto città tale da poter cogliere le migliori opportunità che la città, grazie a Dio, possiede, al fine di costruire una città davvero a misura d'uomo, partendo dalle periferie. Non è possibile parlare di una città che guarda al futuro senza valorizzare le periferie, che sono purtroppo quelle più dimenticate.